a Don Franco. Capì che era il suo tempo di migrare dall'aria di cristallo di sorgente, dalla sua stola fattasi più greve, dal cielo del color delle genziane, ma sopra ogni altra cosa, da quell'irresistibile richiamo a ritornare. Mai un'alba così rosa avrebbe più incendiato le sue vette. Così imboccò il sentiero dalla valle, con sulle spalle niente, né veste, né borraccia, né provviste, ma forte, anzi potente, quel fiero declamare tenorile di salmi oltre le nubi, oltre le cime. Portò con sé 2 mani come il mare e quel sorriso franco che vince sull'evento più funesto. Ma a noi rimane l'eco del suo grido: chi ci separerà da Gesù Cristo? Felice di nient'altro che esser prete, ora che danza giusto innanzi all'arca, più alcuna valle oscura lo spaventa. Fu Paolo a dirgli molto in confidenza che non esiste tenebra che tenga e non si può temere mai di nulla quando è il tuo Dio a sbalzarti dalla sella. Facciamo un applauso alla Rita Menegotto che qui sarà con noi. Eccola, ce l'abbiamo qua. Un altro grande applauso per questo. Non è facile iniziare dopo un'emozione così. Che dire, grazie a tutti voi che siete qua questa sera, che avete voluto esserci. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Mar, che oggi ci ha fatto emozionare con l'intitolazione del ponte ciclopedonale in Riviera Coronelli. È stata veramente una cosa emozionante e sicuramente per qualcuno che ci passa sopra quando leggerà Don Franco De Pieri e l'ha conosciuto, o noi diciamo attraverso di chi era, sarà un'emozione grande. Ringrazio il Centro Candiani per l'ospitalità di questa sera. Il gruppo Chi Serve Serve. Il gruppo Chi Serve Serve è nato subito dopo la scomparsa di Franco. Ormai la settimana prossima ricordiamo i 7 anni, e ha voluto raggruppare un po' di persone delle varie parrocchie dove è stato San Lorenzo, San Paolo, Corpus Domini, alcuni del centro Domilani, i quali hanno voluto mettersi assieme per non dimenticare. Franco diceva sempre: chi ama ricorda, e noi ci stiamo adoperando per fare che non vada dimenticato. Poi, perché siamo qui? Siamo qui perché quest'anno abbiamo deciso di mostrare un Franco diverso, non il solito Don Franco sacerdote e pastore di anime, ma anche il Don Franco laico, quello che piaceva alle cene, incontrarsi con gli amici. Sicuramente se c'era la possibilità l'avrebbe organizzata lui questa serata. Perciò noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento. Lui era un amante della musica e chi lo ha conosciuto non può dimenticare le raccolte di CD, i vari dischi. Musica l'ascoltava 24 ore su 24, e a questo noi abbiamo voluto proprio portarlo proprio a conoscenza di questa parte di Franco.
perché chi l'ha conosciuto, ognuno di noi ha un ricordo, che lui aveva il potere di trasmettere a uno una cosa, a un altro un'altra cosa, e messi insieme hanno fatto tante cose, perché se siamo qua qualcuno lo vuole ricordare ognuno alla sua maniera. Perciò io ringrazio tutti voi e adesso ascoltiamo, oltre che alle voci e alle due parole dell'assessore Mar, al gruppo dei Vocal Skyline, magistralmente diretti da Marco Toso Borrella. Perciò a tutti, grazie e buona serata. Buonasera a tutti e a tutte. Parto da chi ama ricorda. Siamo qui, credo, per ricordare, però facciamo anche un altro ragionamento. Chi ha amato è ricordato. Bisogna anche ben operare, no? Bisogna anche testimoniare, bisogna anche far sì che la propria vita venga spesa come testimonianza, come la propria missione, sia religiosa che laica. Credo che Don Franco abbia incarnato benissimo la prima, ma credo che, come diceva prima Paolo, ci sia anche quella parte di laicità, di convivialità, di capacità e soprattutto di umanità. Stamattina ho detto due parole per il mio ricordo. Il mio ricordo è di una bambinetta di 10 anni che aveva una compagna di classe che aveva avuto una disgrazia importante in famiglia. E mi ricordo che arrivava Don Franco e la casa si illuminava del sorriso di Don Franco. Non era solo il sorriso, non era solo la sua umanità, ma era anche la capacità di capire, magari anche dandoci qualche, come si dice, qualche remenata, detta in veneziano, no? Di rimetterci a posto. Stamattina abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di 150 persone che lavorano, le cooperative, abbiamo parlato di più di 5.000 persone a mestre salvate da una brutta bestia, quale è la droga, ma i numeri non testimoniano la persona. È il ricordo che avete voi tutti, ciascuno di voi, nel proprio cuore, che testimonia quanto amore è stato dato e quanto amore oggi c'è nel suo ricordo. Grazie. Ciao a tutti e ciao a tutte. Io sono un operatore sociale del Comune di Venezia e volevo ricordare Don Franco con alcune scenette. Si svolgono in zone diverse della città e negli ultimi 30 anni. E vi invito a planare, in realtà la situazione già lo permette perché sembra di stare in una sorta di aerodinamica, insomma, per cui immaginiamo di planare per la nostra terraferma. La prima scena avviene a Marghera, sono i primi anni '80, una Marghera ancora polverosa, dove la neve dopo un giorno diventava nera, ma sta già iniziando la dismissione industriale che provocherà crisi nelle famiglie operaie e lascerà però le strade pulite e bianche. Il nostro volo è sopra la piazza Mercato, guardando a nord, in particolar modo a sinistra, vicino a dove adesso c'è la Coop, lì c'è un bar. Il bar San Marco lo gestisce Gian Battista Licata, un trafficante d'armi affiliato alla banda Maniero
in particolar modo al gruppo dei Mestrini. Maurizio Dienese l'ha raccontata e continuerà a raccontarla molto bene tutta questa storia, però anche in questi giorni, insomma, cosa sono stati e cosa sono i Mestrini nella nostra città sta nelle cronache dei nostri giornali. Da questo bar entrano ed escono veloci per disperdersi nella città i cavallini, sono i piccoli spacciatori al dettaglio, alcuni la consumano, altri solo la spacciano. E immaginate dall'alto come formiche, immaginate questa scena, quindi da questo bar sti persone che entrano ed escono e si diramano per le vie. È l'immagine che più rappresenta quello che il Censis in quegli anni, siamo nei primi anni '80, parla come la massificazione del fenomeno droga, la capillarizzazione, la diffusione in ogni piazza, in ogni via, dappertutto. A pochi metri dal mare, sempre in questo volo che stiamo planando sopra Piazza Marghera, a 50 metri c'è il Consiglio di quartiere. Allora la forma più periferica, tuttora insomma, la forma più periferica dell'ente locale, luogo reale di partecipazione ed educazione civica, a mio avviso poco a vedere con quello che oggi sono le municipalità, il luogo dove i bisogni del territorio diventavano risposte e le risposte diventavano politiche. In una delle stanze, la Commissione Sanità, allora si chiamava così, io ero un giovane coordinatore di questa commissione, e davanti a noi Don Franco De Pieri con i suoi collaboratori. C'era il giovane Claudio Zarra, già allora sembrava maturo, ciao Claudio, e la Gioia Fontana. Chiedevano una stanza per poter fare un centro d'ascolto. Avevano da poco aperto la comunità di Campalto. La stanza gli viene data una sede che diventerà per anni il luogo delle mamme coraggio della nostra città, ma soprattutto Don Franco ci dimostrava in quel periodo difficile, che le comunità non potevano rimanere chiuse, le comunità dovevano stare nel territorio, dovevano essere aperte. Una lezione, una missione e una visione che oggi, a tutti gli effetti, il centro Domilani ha ben imparato. La seconda scena, invece, il nostro volo sta in alcuni luoghi della terraferma. Stiamo sorvolando la gronda lagunare, siamo vicini ad una carbonifera, a ridosso dell'autostrada, attaccati all'aeroporto, lungo la linea ferroviaria. Sono le aree, venivano chiamate le aree marginali e periferiche. Venivano retinate allora nei piani regolatori, siamo a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, per costruire case che rispondessero al bisogno di abitazione in terraferma attraverso l'edilizia residenziale pubblica. Via del Bosco, Circus, la Nave, i PEP, prima ancora il CEP, sono queste aree che sorgevano tutto d'un tratto all'interno della nostra città, come marziani. A volte il Circus sembrava un'astronave calata, tutto d'un tratto. C'era una teoria allora che non è mai stata sconfermata, diceva che la tipologia dell'area e la localizzazione dell'area, la tipologia abitativa, a volte queste case erano proprio montate a blocchi una sulle altre, e poi questa sciagurata concentrazione di case sociali creavano veri e propri posti, creavano disagio, creavano le famose bombe sociali. Ecco, siamo ai primi anni 90, io lavoravo allora per il Comune di Venezia, dopo un'esperienza come operatore di strada con le bande dei minorenni, stavamo sperimentando l'animatore di comunità negli insediamenti popolari, un approccio nuovo. Eravamo andati nel Bronx in America a spese nostre, proprio per studiare e capire questa modalità di lavoro. Significava lavorare non con un gruppo specifico, ma con tutti gli abitanti di questi posti, per proporre protagonismo, cambiamenti, un'immagine diversa. È lì che troviamo Don Franco, lo andiamo a intervistare in quanto testimonio privilegiato. Lui è lì che dirige una parrocchia, nel nulla,
perché in quel tempo al Teppo della Bissuola c'era sta passerella che ti collegava a Viale San Marco e poco altro. L'intervista è molto bella, lui descrive gli abitanti tra i garantiti, quelli vicini ai partiti del governo, i disperati, la concentrazione di case sociali, i liberi costretti, quelli delle cooperative che hanno faticato, hanno sudato per prendersi una casa, ma i tempi sono sempre andati lunghi, i costi sempre più elevati, insomma, ma non fa solo il sociologo e non fa neanche solo il prete. Nel raccontarci, nel raccontarsi, a noi a tutti gli effetti ci pare un animatore di comunità, uno che nel Bronx l'avrebbero chiamato un pioniere urbano, uno che proponeva e praticava lo slogan non andartene migliora, cioè rimani qua, stiamo assieme, si può migliorare, si può fare. Uno che con fatica, fede, intelligenza continuava a seminare nell'asfalto. La terza scenetta non ve la racconto, ve la andate a leggere sul libro di Paolo Fusco, lui è ben raccontata, c'è anche un bel complimento che a un certo punto lui mi fa, e il volo che vi propongo è sopra il buco nero della nostra città, che è la zona dell'Umberto I. Immaginiamo il vecchio padiglione delle malattie infettive, immaginiamo giovani che entrano ed escono dal portone d'entrata, segnati pesantemente dalla malattia. È il periodo, siamo a metà degli anni 90, dove l'Italia ha l'indice più alto di ammalati di AIDS tra i tossicodipendenti. E infine la quarta scenetta. Qui si vola sopra la chiesa Corpus Domini di Bissuola, la parrocchia di San Paolo in via Stuparic, in via Filzi. Molte volte in questi anni, poco prima di Natale, con Gianfranco Bettina venivamo invitati a pranzo da Don Franco. C'era sempre Angelo Benvenu con qualche altro collaboratore. In realtà questa scenetta andrebbe dedicata a Silvana e ai suoi branzini, ma comunque insomma è una situazione, devo dire, preziosa, affettuosa, unica, come era lui appunto uno per ognuno, e dove si parlava di intrighi ecclesiastici, di politica, di sociale e di spirituale. Alla fine del pranzo io finivo sempre davanti alla libreria, con una passione per la storia di Venezia e Laguna, finché a un certo punto lui mi ha regalato un libro, non l'ho portato perché è un tomo di 800 pagine, è il libro di Giuseppe Tassini, Curiosità veneziane, scritto a metà dell'Ottocento, pubblicato da Filippi nel 64, un librone così, ma si trova anche in versione più economica. Beh, non ci crederete, ma l'altro giorno, sfogliandolo, a pagina 205, alla lettera D, trovo questa descrizione. Don De Pieri Franco, nato a San Donà il 16 aprile del 38, fu il tempo in cui giunse in Mestre il 1 settembre del 63 e ivi operò prima presso la parrocchia di San Lorenzo, per poi diventare volto, figlio, fratello, padre, amico, sacerdote e missionario. Ma investigando poscia su tal persona si chiede venia al benigno lettore, per mancamenti in esattezze quasi impossibile da evitarsi un complesso di vita così meritevole e dovuto di essere da tutti amato. Grazie Don Franco. Sono Maurizio Di Regno. Don Franco è stato un grande, non solo per quello che ha messo in piedi, ma perché ad un certo punto ha scelto le persone giuste perché continuassero a fare quello che lui aveva allestito. E la sua capacità era quella di riuscire a trovare forze esterne. Una delle curiosità che vi voglio raccontare, racconto un paio al massimo, è questa. Siccome capitava, non spesso, però 2 volte all'anno, Franco si faceva vivo e diceva devo parlarti, ed era ovvio che dovevo scrivere qualcosa sul giornale.
Allora, la prima volta ho fatto finta di niente, la seconda volta, incuriosito, cercavo di capire perché voleva che scrivessi io. Allora gli ho detto: Franco, tu lo sai che io sono ateo, non ho mai messo piede in chiesa, anzi ogni volta che sento parlare di preti il primo istinto è andare al distributore di benzina e comprare 2 taniche. Comprane una anche per me, dopo ti do i soldi. Allora lo spunto era dato dal fatto che lui capiva che c'era qualcuno che aveva a cuore delle cose e in particolare aveva a cuore la città, e così mi ha intortato in alcune cose che ho scritto. E la terza volta gli ho chiesto: ma perché io? Cioè, il Gazzettino è il giornale democristiano fino a metà degli anni '80, e solo l'imbarazzo della scelta, perché 3/4 dei giornalisti del Gazzettino sono stati raccomandati dai parroci della terraferma, e quindi perché vieni da me? La sua risposta mi gelò, perché disse: perché se ti scrivi sei diverso, perché tutti sanno che sei dall'altra parte della barricata, e quindi se scrivi bene di un prete lo accettano più facilmente. E in questo modo di alcune cose che ha messo in piedi abbiamo parlato tante volte, alcune volte ho scritto, finché arriva l'annuncio della sua partenza per il Brasile. Allora, siccome un po' di perfidia da parte di un ateo c'è inevitabilmente, qualche anno prima della sua morte, ovviamente non pensavamo certo a questo, gli facciamo 3 pagine finte dei 3 giornali della città: il Gazzettino, la Nuova Venezia e il Corriere del Veneto. Sono pagine identiche, una sono riuscito a recuperarla perché Pellicani, per fortuna alla mania di suo papà, mette via tutto. Perché c'è un po' di perfidia? Vi leggo solo un pezzettino. Siccome il titolo è Don Franco De Pieri se ne va, alleluia, stavolta è sicuro, Don Franco De Pieri se ne va, in città si respirerà aria nuova, più fresca perché non più ammorbata dalla Vespa, peraltro di dubbia provenienza, che Don Franco guidava da anni con un casco non omologato e utilizzando una miscela segretissima ricavata dall'olio per la frittura delle sardine che produce solo per lui la signorina Silvana. L'addio di Don Franco alla città getta nella disperazione il mercato del pesce di via Fapanni, ma rallegra i venditori di funghi pioppini che finalmente riescono a togliere di mezzo un agguerrito concorrente. Anche Fulvio Reuter tira un sospiro di sollievo perché la sua carriera non è più messa a repentaglio dalla reflex di Don Franco, che il 30 giugno 2013 aveva celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio nella parrocchia di San Paolo. Subito dopo ha iniziato a fare le valigie. Ai primi di novembre partirà definitivamente per Recife, dove ha costruito una scuola per panificatori utilizzando in Brasile la famosa farina per far ostie, importata dall'Italia proprio dal reverendo. Ma gli agenti della finanza, che convinti che il vero capo della banda sia, e ovviamente non continua nella seconda pagina. Quindi pregherei, visto che c'è l'assessore Mar presente, che il ponte ciclopedonale avesse una deroga per i vespisti. No? Perché me lo vedo che credo sul serio che l'unico modo di sconfiggere la morte sia la memoria, e ringrazio Paolo Fusco che ci tiene ad organizzare questi incontri che ci fanno ricordare che Don Franco sul serio ha messo in piedi qualcosa che resterà per sempre nella storia, grazie a lui e grazie alla capacità di scegliersi delle persone che riescono a portare avanti. Io l'ultima perfidia che gli ho detto: Franco, il tuo grande merito è aver lasciato il testimone ad altri, e sono sicuro che saranno anche più bravi di te. Adesso dovrai scoprirai che cos'è. Buonasera a tutti, io sono Andrea Sperandio, alcuni di voi mi conoscono, altri non mi conoscono. Faccio parte dell'Associazione Culturale Mestre Mia, quindi saluto
vi saluto tutti con molto molto affetto. È un momento veramente di grandissima emozione che non dura da questa mattina, e questa mattina c'è stata un'inaugurazione del ponte ciclopedonale alla quale molti di noi, penso, insomma, e anche forse di più, hanno partecipato. È stato tutto un periodo molto, molto intenso, da quando Maurizio Franchini mi ha chiamato per chiedermi se avevo piacere partecipare a questa serata. Naturalmente risposi con molto piacere, perché Don Franco, come è stato detto, come si dice, come da tempo anche sui social si scrive quando si parla di lui, è che era una persona speciale. Poi, perché era una persona speciale? Non c'è il tempo di spiegarlo, ma penso che in cuor nostro ognuno di noi lo sappia molto bene. Dicevo, questa mattina è stato un momento in cui l'emozione ha raggiunto dei livelli molto alti, mi hanno colpito molto, lo voglio dire, perché è qui presente, ed è giusto, secondo me, quando si dicono delle cose forti e sentite. E poche volte, anzi penso quasi mai, è stato detto, e mi rifaccio le parole dell'assessore Marchi questa mattina. Ha detto una cosa che mi ha colpito e ce l'ho dentro da questa mattina veramente e non riesco a togliermela, e diceva che tutti siamo in grado di aiutare qualcuno, e questo già di per sé è una cosa veramente meravigliosa, ma non tutti siamo in grado di chiedere aiuto. E questa è una cosa che, se pensiamo a Don Franco e se pensiamo a tutte le persone che si sono rivolte a lui, ci dà la dimensione della persona che è. Quindi è un diverso punto di vista che ci deve unire in questo momento. Ho conosciuto Don Franco nel 1970, feci la comunione a San Lorenzo e mio nonno era un caro amico di Monsignor Vecchi, di Valentino Vecchi. E questo prete giovane con i capelli neri dava già l'idea di essere una persona che avrebbe lasciato un segno fortissimo, e così poi è stato. E diciamo che 7 anni fa, quando ci arrivò la notizia della sua scomparsa, lo dicevo anche prima al fratello, a Paolo, è stata una delle notizie più drammatiche e traumatiche dopo la notizia della scomparsa dei miei genitori, devo dire, è stata quella di Don Franco. Vedevo in Don Franco una persona immortale, una persona che ci sarebbe stato sempre, e c'era sempre, Don Franco c'era sempre, era una persona che non mancava mai di fronte alle emergenze, di fronte ai bisogni, soprattutto di chi ha figli. Quindi ho avuto modo di conoscere nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 20 anni, moltissime realtà, moltissimi genitori, come sono io, che attraverso i figli sono stati tutti uniti da Don Franco. Questa è una cosa che lo rende speciale in tutti i sensi. Io questa sera dovevo fare un altro tipo di intervento, lo voglio dire perché qualcuno si chiederà cosa sono queste. Io questa sera dovevo leggere una poesia, quella di Anita Menegozzo, che so che se è qui la saluto veramente con tanto affetto, perché ha scritto una poesia che attraverso i social è stata ripresa, stampata in una carta da pergamena e rilegata a Modica d'Oro. Siamo riusciti ad avere un po', grazie Lucia, se vieni qua, vi presento Lucia Cavasin, lei vicepresidente di Messalina, grazie. Io personalmente qualcuno, però poi lo farà lei. È un piccolo regalo, che vicino a Natale penso ci renda più vicini. Qui c'è la poesia, c'è quella poesia che è stata letta da quella voce fuori campo prima,
veramente toccante, bellissime parole, e spero lo teniate in ricordo di questo 2022, dopo tutte queste difficoltà che abbiamo passato. Ora siamo qua tutti uniti e vicini, e una cosa che avrei voluto dire fin dall'inizio è che da questa mattina io mi sento in famiglia. Molti di voi ci siamo riconosciuti questa mattina, ci siamo riconosciuti prima d'ingresso, di vista Mestre, poi alla fine è piccola e ci si conosce un po' tutti. Ma il concetto di famiglia e sentirsi famiglia, sentirsi una cosa sola, penso sia il regalo più bello che noi possiamo ricevere anche in vista del Natale. Io vi ringrazio tanto. Sant'Agostino diceva: cantare è proprio di chi ama. Il poeta africano Senghor diceva: là dove senti cantare fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni. E come su una barricata intoniamo il nostro canto, un inno alla gioia di vivere e a quel desiderio di condivisione della gioia del Vangelo che ha connotato la vita di Don Franco Lettieri. La senti la gente che canta? Senti la loro voce? Questo concerto omaggia la grande capacità d'ascolto di questo sacerdote mistrino che ha fatto dell'ascolto della voce degli ultimi il senso della sua missione. Dal musical Les Misérables, Do You Hear the People Sing? Da una valle che era mia, sento cantare la città, eco del sangue della gente che proclama libertà. Nous voulons faire la lumière, malgré les masques de la nuit, pour illuminer notre terre et changer
mai di credere, di sognare, di avere fede. Per noi significa non smettere di cantare, non smettere di fare musica, di fare arte e di trasmetterla con gioia, insieme. Significa non smettere mai di costruire grandi progetti, di pensare in grande, di avere grandi sogni di solidarietà. Noi lo sappiamo bene. Nulla può ostacolare chi crede nei propri sogni e si spende ogni giorno per realizzarli, superando ostacoli e difficoltà. Nulla può fermare chi sa lavorare insieme, aggregare, giocare in squadra. Nulla può fermare le nostre voci, le nostre anime, quando diventano una e cantano con una sola voce. Non smettere di credere. Don't stop believing. Il canto istintivo che nasce nelle radici della terra
nella tradizione afroamericana degli spirituals. Si impregna di significati infiniti, diventa preghiera, diventa lode, diventa sorriso e condivisione. Emerge in superficie con la leggerezza di uno schiocco di dita e diventa gioco. Una storia da raccontare e rivivere, anno dopo anno. La storia di un bambino nato in una mangiatoia, capace di portare al mondo nuova gioia, nuova speranza, nuova vita, ciò di cui abbiamo maggior bisogno. Quando si lascia fare all'arte, essa, come un turbine al vento, mescola le cose. E allora è possibile abbinare insieme due stili, apparentemente incompatibili, opposti. Un brano che incarna una religiosità ieratica, solenne, ineffabile, intoccabile, rappresentata dall'adagio per archi di Samuel Barber,
e subito dopo immergerci nell'incontenibile atmosfera latina della Messa Creola di Ariel Ramirez. Corpo e spirito in un unico brano. Creolo significa mescolanza, creolo è unione, fusione. Dio, nella notte di Natale, è diventato creolo, ha mescolato la sua sostanza nel ventre di una donna, che è la madre di tutti noi. Dio ha scelto la fragilità umana per contaminarla di divino, ha scelto di impastarci di purezza e carnalità, di amarci corpo e spirito così come siamo, ibridi, meticci, imperfetti, creoli. Oh
nostro è un mondo pazzo, un mondo di volti consumati, di luoghi consumati, tutti brillanti e mattinieri per le loro corse quotidiane, che non portano da nessuna parte. Le persone corrono in cerchio e più sono connesse con il mondo digitale, più sono sole, alienate. Don Franco si è sempre speso per l'aggregazione, per l'unità della sua comunità, da sacerdote e cittadino insieme, senza aver mai paura di esporsi, per mettere la persona davanti a tutto. Come dicono i Tears for Fears, è un mondo davvero pazzo, ma tu non vendere la tua anima, tu urla, urla, butta tutto fuori.
Sarò al tuo fianco quando attraverserai momenti difficili, come un ponte sopra acque agitate. Io mi distenderò per te. Non poteva esserci brano più significativo per rappresentare l'impegno che ha incarnato Don Franco nella sua missione quotidiana, quartiere dopo quartiere, dalla parte dei più fragili di questa città, like a bridge over troubled water, come un ponte sopra acque agitate. Il vero servizio al prossimo, la vera amicizia, quella cantata da Simon & Garfunkel. Un ponte robusto e sicuro, come la stretta delle sue mani, segno vero della sua vicinanza. Oggi, alla memoria di Don Franco è stato intitolato un ponte. Possa anche attraverso questo segno vegliare le acque agitate della nostra città.
Stiamo camminando sull'aria, stiamo fluttuando nel cielo, quasi nuotando tra le nuvole, in bilico, di fronte all'abisso. Anno dopo anno, l'impatto del cambiamento climatico si fa più pressante, evidente, invadente. La gente lontana laggiù sta dormendo, non rendendosi conto che il tempo sta scadendo. Se ne accorge solo quando l'acqua sale fino alla gola, come l'acqua alta eccezionale che ci ha violentato e che oggi è frenata alle porte della laguna da una barriera gialla che fluttua sul destino della nostra città, Venezia. Abbiamo bisogno di più luce per vedere lontano e salvaguardare la città in cui vivranno i nostri figli. Abbiamo bisogno di una visione dall'alto, di un volo lontano dalla folla, capace di esplorare diversi orizzonti, capace di riconoscere la bellezza di questa città secondo un nuovo punto di vista. Una bellezza più profonda, secolare, fatta di laguna, fatta di arte, fatta di identità. Stiamo camminando sull'aria, stiamo vivendo un nuovo sogno. Alla fine del nostro volo torneremo a toccare terra, a toccare acqua. Forse stiamo camminando sull'aria, in balia del vento, in balia del nostro destino.
Il Natale è la festa dei bambini e dei grandi che non hanno mai smesso di esserlo. Ogni anno il bambino diventato grande ricerca la magia e le sensazioni di gioia che provava nell'attesa della festa, del cenone e dei regali. Ogni anno, ogni grande può tornare a essere bambino, lasciandosi trasportare dalla musica che accende ricordi lontani. E noi, ogni anno, ritorniamo a cantare le canzoni di Natale della nostra infanzia. Le facciamo vibrare insieme agli istanti più belli scolpiti nella memoria, non senza un pizzico di nostalgia. Perché su questo palco tutti noi abbiamo realizzato un sogno del bambino che era in noi. E con queste note lo andiamo a prendere per mano e cantiamo insieme a lui. We were
Un giorno saremo vecchi, tutti noi, e penseremo alle storie che avremmo potuto dire e che non abbiamo voluto dire, e alle cose che avremmo potuto ascoltare e che non abbiamo voluto ascoltare. Non ho più lacrime, il mio cuore adesso è arido, non rido e non piango. Un giorno saremo vecchi e ci chiederemo cosa abbiamo fatto della nostra vita. Avremmo potuto ascoltare di più, avremmo potuto amare di più. Lo sguardo al presente, lo sguardo al passato, il tempo che passa, scandito dalla luce che cala, che porta lontano, verso casa. Il tempo che scorre, rincorso dalle lancette di un orologio. La vita che cambia, che soppesa. Un tempo ero il padrone delle strade, che oggi pulisco dallo sporco della vita. Vita che arriva al suo compimento, che diventa infine paradiso. Signore e signori, i Coldplay secondo i Vocal Skyline.
fatto di solidarietà, comprensione, accoglienza. Ci sono ancora battaglie da combattere e a ciascuno di noi è richiesto di fare la propria parte, di seguire l'esempio di persone come Don Franco, di spenderci totalmente per l'altro. Solo così vedremo il sole brillare, vedremo un sole brillare dentro di noi.
ci rende felici e allora cantiamo sempre, più forte che possiamo, in qualunque momento, e lo facciamo insieme. Abbiamo scoperto la nostra personale ricetta della felicità. Non si canta perché si è felici perché si canta. Sing! questa sera la nostra emozione siete in tanti. Tanti sono collegati in diretta streaming e vi salutiamo. Ma noi vorremmo che la nostra voce uscisse dalle mura di questo teatro per raggiungere anche chi è a casa, lontano da qui. Perciò abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto. Pronti? Prendete i vostri telefonini, qualcuno ce l'ha già, quindi siamo a punto, e attivate una diretta sui vostri canali social. Se volete anche taggarci, noi siamo i Boca Sky e siamo su tutti i social, Instagram, Facebook, quindi anche sui bambini.
oppure attivate una videochiamata con qualcuno che non ha potuto essere qui oggi. Svegliatelo. Svegliate. Portate i vostri amici, i vostri familiari dentro il nostro concerto per vivere anche insieme a loro la magia della nostra musica e la magia di questo Natale. E allora cantate con noi, insieme ai vostri amici e alle persone a voi più care, dicendo loro l'augurio più bello di ogni Natale. Tutto quello che voglio è stare con te. I don't
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto, a partire dal Comune di Venezia, il Centro Culturale Candiani, il Centro Don Milani e il gruppo Chi Serve Serve, che si è occupato dell'organizzazione, e un grazie particolare a Omagno Voltan per la sua preziosa collaborazione. Grazie! Grazie a tutto il nostro straordinario staff organizzativo e di comunicazione che ha reso possibile la nostra presenza qui oggi, e un grazie di cuore a tutto lo staff tecnico, dal service audio e luci AFS di Andrea Furlanetto al nostro fotografo Roberto Posatto, a Paolo Zagnolo e Riccardo Tosoborella per la realizzazione dei video che accompagnano il nostro spettacolo. Grazie! Hanno accompagnato il nostro coro con i loro strumenti. Sono musicisti d'eccezione. Alla batteria Niccolò Romanini, al basso Luisa Senti, al pianoforte Paolo Corsini. Tra tanti voci di talento vi presentiamo due voci straordinarie che ci rappresentano tutti. Le nostre soliste Francesca Bellamo e Becky Sfido. Con la loro intensità e la loro interpretazione hanno dato vita alle parole che hanno introdotto i nostri brani. Grazie a Francesca Boglietti, Alice Budatto, Sara Cattani, Giulio Marchetti, Francesca Pedrola, Erika Colom e Eleonora Tosoborella. E infine il nucleo pulsante di tutto il nostro universo, la persona senza la quale tutto questo semplicemente non esisterebbe, la persona che ha lottato instancabilmente negli anni della pandemia per continuare il nostro percorso artistico e mantenerci convinti al salvagente, che è stato ed è sempre la nostra amata musica. Lui è pittore su vetro murano di professione, è scrittore, ricercatore storico, compositore e arrangiatore. Sua è la direzione artistica di questo spettacolo, la regia, i testi e gli arrangiamenti vocali. Lo hanno definito il Leonardo di Venezia, è il nostro carismatico direttore, ma per me è mio papà, Marco Tosoborella. Signore e signori, Boca Style!
prossimi appuntamenti potete seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social. E ora non avete più scuse. Trasformiamo questo teatro in un unico grande coro. Cantate e ballate insieme a noi, quindi in piedi tutti. Queste sono le note intramontabili dei successi degli ABBA!